Chi previene gli allagamenti o la siccità nel nostro territorio? Chi gestisce l'acqua, il suo flusso, la sua bonifica e la sua diramazione? In Friuli, la gran parte di questi compiti è svolta e gestita dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana, un ente pubblico che ha la responsabilità del mantenimento dell'equilibrio idrico ed idraulico. Una presenza costante, H24, fatta di prevenzione, ingegneria e fatica, gestita da un sistema di opere e di uomini. Una responsabilità assunta ed un'attività svolta a beneficio dell'intera collettività. Il Consorzio Pianura Friulana è sostanzialmente un consorzio nato dalla fusione di due consorzi, quello della Bassa Friulana e l'Edra Tagliamento, e ricopre tutta la provincia di Udine e una parte di quella Gorizia con un bacino unico che va sulla laguna di Marano e Grado. È un consorzio che gestisce le acque, diciamo che le porta dove non ci sono e le toglie dove ce n'è troppo. Parlo dell'alta provincia di Udine e della bassa pianura friulana sostanzialmente. È composto da molte funzioni. E c'è la funzione per l'irrigazione, la funzione di bonifica nelle aree dove c'è l'acqua che ristagna e quindi viene tolta, e nella zona bassa permette da Aquileia in giù di evitare che ci siano costantemente le città sott'acqua, quindi i nostri paesi della bassa friulana. È un sistema che è nato alla fine dell'Ottocento ed è un sistema che poi negli anni si è molto valorizzato, portando a delle opere molto importanti. Penso alla zona bassa dove ci sono delle idrovore, dove ci sono dei canali che servono proprio per eliminare l'acqua e quindi buttarla a mare, e la zona alta invece dove ci sono dei canali che servono proprio per portare l'acqua ed irrigare le parti agricole, i territori agricoli, per fare delle culture anche di pregio. Diciamo anche che il consorzio non ha solo una funzione puramente idrica, ma serve anche per gestire delle calamità quando ci sono troppe piene, quando c'è troppa acqua, quando piove molto, e quindi serve anche ai comuni e quindi a tutti i cittadini proprio per aiutare a gestire ed evitare le catastrofi che poi molte volte avvengono. I consorziati sono gli agricoltori, quindi quelli che pagano il canone per l'irrigazione, ci sono quelli che vivono, gli urbani sostanzialmente, in località, penso a Lignano per fare un esempio, dove diciamo il servizio magari è meno visibile, ma sostanzialmente è quello di togliere l'acqua per evitare che ci siano le case allagate, non soltanto le cantine. E poi ci sono quelli che l'acqua lo utilizzano per fare dell'agricoltura, e quindi sono i consorziati che l'acqua la ricevono, la pagano e fanno delle culture di pregio. Oltre a questo ci sono anche le gestioni nei vari comuni, penso ai nuovi servizi che stiamo facendo con delle convenzioni per la gestione delle strade comunali, interpoderali, e penso anche ai comuni che comunque chiedono sempre più al consorzio proprio di bonifica di poter gestire anche le aree verdi, i canali che molte volte diventa difficile per un comune affrontare la gestione di questi, e che quindi tramite anche dei sostanziali interventi anche economici da parte delle regioni, che comunque sta delegando sempre più al consorzio tutta una serie di funzioni, si può agire, e noi per conto della regione stessa andiamo ad agire e facciamo determinati servizi.